Nel pomeriggio a Mira l'addio con una cerimonia laica. Loris Bertocco, il 59enne paralizzato, nato in Svizzera per la dolce morte. L'appello alle istituzioni della moglie che chiede una legge sul fine vita. Studentessa 16 anni dell'Istituto Bessa di Treviso collassa a scuola. Mi sento male, ho assunto droga, racconta ai soccorritori. La giovane trasportata all'ospedale, indaga la questura. 4 persone arrestate, 800 pannelli fotovoltaici recuperati per €500.000 sono i numeri di un'ampia operazione condotta dai carabinieri di Padova. Via la multa anti-accattoni a chi chiede l'elemosina con dignità a Padova. Nuovo colpevole spugna le decisioni della giunta Bitonci da parte del sindaco Giordani. La povertà non può essere una colpa, spiega. Autonomia del Veneto, Vicenza, la provincia in cui si è registrata la maggiore affluenza alle urne domenica scorsa. Primato festeggiato con un gonfalone da record. Centro commerciale davanti al Castello del Cattaio. Vittorio Sgarbi torna a scagliarsi contro il progetto con parole durissime nei confronti del sindaco che annuncia già una nuova querela. Il produttore Enrico Vanzina a Treviso nella giuria del premio Vincenzoni sulla polemica tra i veneti e i toscani dice: cosa dovremmo dire noi a sentirci dire Roma ladrona. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai titoli in primo piano, l'addio nel pomeriggio a Mira con una cerimonia laica a Loris Bertocco, il 59enne veneziano di Fiesso d'Artico, paralizzato da 40 anni, che ha deciso qualche settimana fa di porre fine alla sua vita in una clinica in Svizzera. Cerimonia appunto che si è tenuta nel pomeriggio davanti a 300 persone, presente anche la mamma, la signora Renata, che ha chiesto alle istituzioni di intervenire con una legge sulla fine vita, ma ha detto anche molto di più. Sentiamo allora le sue parole nel nostro servizio d'apertura. Ci incontriamo qui, conoscenti, amici e molte altre persone ancora, per parlare di Loris Bertocco. Una commemorazione laica e pubblica per l'addio a Loris Bertocco, 59enne di Fiesso d'Artico, che a inizio ottobre corrente ha deciso di dire addio alla vita in una clinica privata in Svizzera. Una cerimonia commemorativa sul palco di Villa dei Leoni a Mira, dove tristezza e disperazione sono state bandite, ma non l'amarezza e le lacrime, come quelle di mamma Renata in prima fila con Lorella, sorella di Loris, a ringraziare le 300 persone accorse in villa. Sono anche un po' confusa, lei capirà anche in questo. È da quando lui non c'è più che io non sono più io. Signora Renata, le ultime parole di suo figlio sono state per lei. Lo so, lo so. E quello l'ho sempre nel cuore, sempre, sempre nella testa e nel cuore. Perché con la scusa che lui appunto aveva avuto questo incidente, eravamo una sola persona, sempre assieme e l'ho sempre accompagnato dappertutto, giorno, notte, sera, mattina, e adesso io non ho più paura di andare in macchina la sera perché lui mi ha abituato a tutto. Sul palco riflessioni, ricordi, denunce e oltre 200 foto, quelle della vita di Loris con i viaggi in Brasile, le battaglie politiche e del sociale, a cadenzare i tanti interventi del mondo degli attivisti e della politica, anche con il mini concerto del coro Primo Lavernalis, di cui come basso ha fatto parte Loris per 7 anni. Una commemorazione a metà tra reading e rappresentazione, culminata con lunghi applausi per Loris e la sua voglia di riscatto. Ora bisogna raccogliere il grido di Loris e creare una legge sul fine vita, così le voci della politica e dell'attivismo sociale raccolte al termine della cerimonia di commemorazione. Bisogna raccogliere il grido di Loris, creare una legge adeguata sul fine vita, sul testamento biologico, oltre naturalmente a creare le condizioni per conservare in vita nel miglior modo più degno possibile le persone che vivono condizioni così difficili. E le persone hanno voglia di omaggiare questo grande uomo, ma di dire che anche loro concordano che il nostro paese deve essere più civile. Ritengo che sia giusto, insomma, offrire gli spazi di Mira per una persona che comunque a Mira ha anche portato avanti i suoi ideali, e anche perché se può essere l'occasione per
aiutare un dialogo, una riflessione su un tema molto importante. Se avesse avuto le sue gambe avrebbe rivoltato il Veneto, non dico il mondo, ma il Veneto di sicuro. Lui era in politica, si dava da fare. Le ultime parole, salendo in macchina per andare in Svizzera, Loris ha detto: mamma, non perdere la testa, non piangere, sai che è ed era la mia scelta, quindi stai tranquilla, non avere rimorsi. Questo mi ha un po' colpito. Lei ricorda Loris anche quando lavoravate insieme in radio? Sì, Loris è sempre supportato, sempre accompagnato, perché lui non ce la faceva da solo, da questa mamma straordinaria che mi fa capire quanta sofferenza può passare dentro una famiglia per un figlio sfortunato, anche la mamma prima di tutto. Voltiamo pagina. Una studentessa dell'Istituto Besta di Treviso colta da malore prima di entrare in classe. Il soccorritore ha detto: ho assunto droga prima di sentirmi male. Sentiamo i dettagli. Hanno visto che questa ragazza non stava molto bene. Non tremava in modo naturale, era qualcosa di molto più... aveva i battiti cardiaci elevati. Uno stato di alterazione fortissimo, quasi un delirio, e solo il tempo di far capire che la situazione stava diventando sempre più seria. La studentessa ha accusato un malore improvviso, sembra dopo aver fumato qualcosa. Frasi spiccicate senza senso facevano intuire che la ragazza aveva assunto sostanze stupefacenti. Il panico delle amiche scioccate che intorno a lei cercavano preoccupate di calmarla. Momenti terribili vissuti stamane all'Istituto Besta in via San Pelaio, protagonista una studentessa 17enne. Il fatto è successo intorno alle 9 di questa mattina. Vabbè, era fatta di qualcosa, non si sa di cosa si era fatta, ma comunque non era nelle condizioni in grado di venire a scuola. E vabbè, si è sentita male e cioè quando è suonata la campana della ricreazione abbiamo sentito tipo un urlo. Quel che è successo è ora al vaglio della polizia, intervenuta sul posto per cercare di ricostruire la vicenda. Sembra che con lei, prima del malore, ci fosse un ragazzo, non è chiaro se abbia assunto con lei la stessa sostanza. Scattato l'allarme dei compagni e dei vertici della scuola, la giovane è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUME 118 e portata all'ospedale Cafoncello, dove è rimasta in osservazione per qualche ora. È stata chiamata subito l'ambulanza e i collaboratori sono subito usciti perché la ragazza doveva entrare alla terza ora a scuola e quindi il fatto è successo nel giardino, nel cortile antistante la scuola del sociosanitario. I collaboratori appunto sono intervenuti, abbiamo accompagnato la ragazza in ospedale, abbiamo subito avvisato i genitori. La studentessa dopo alcuni accertamenti è stata dimessa dal pronto soccorso. Per la conferma di che cosa avesse fumato prima di recarsi a scuola dovremo attendere i risultati tossicologici che arriveranno nei prossimi giorni. Operazione dei Carabinieri di Padova, 4 persone arrestate, 800 pannelli fotovoltaici recuperati per €500.000. Un gruppo criminale ben organizzato che riuscì a smantellare pannelli solari di dimensioni abbastanza consistenti anche in una notte sola. Una banda talmente organizzata da riuscire a smantellare una centrale fotovoltaica in provincia di Arezzo, mettendo in ginocchio la rete di distribuzione della zona. In questo campo quella condotta dai Carabinieri di Padova è la più grande operazione mai avvenuta in Italia. 4 persone, tutte di origine marocchina, tra i 20 e i 37 anni, residenti nelle province di Bologna, Lucca e Salerno, sono state arrestate al porto di Genova. Guidavano altrettanti furgoni con all'interno circa 800 pannelli fotovoltaici rubati per un valore di €500.000. Ci sono stati 2 recenti furti di pannelli solari nella Bassa Padana e ce ne sono stati altri in provincia di Padova che ci hanno poi permesso di costruire l'analisi dei criminali. Grazie a pedinamenti continui siamo riusciti a creare il percorso e ricostruirlo fatto dai malviventi e anche ipotizzare la possibilità di portare poi la refurtiva verso le zone africane. Dai furti commessi nella Bassa Padovana a quelli in altre zone d'Italia, il commercio su vasta scala di pannelli fotovoltaici prevedeva il capolinea in Africa, con attività di vendita porta a porta con tanto di servizio di installazione. Il pedinamento finale del furgone sospetto, partito da Este la notte tra il 25 e il 26 ottobre, si è concluso al porto di Genova. All'altezza del casello autostradale di Verona Nord la carovana si era ingrossata a 4 mezzi. In Liguria però sono scattate le manette. Le indagini proseguono.
A Vicenza assolto un 44enne marocchino accusato di violenza domestica, la moglie aveva montato una bufala. Nessuno stupro, nessun maltrattamento tra le mura domestiche, tutta un'invenzione per tenersi stretto il permesso di soggiorno, documento che ora una 37enne marocchina rischia di non vedersi più rinnovato. Lei aveva montato una serie d'accuse contro un connazionale sposato solo per regolarizzare la sua posizione in Italia, raccontando che l'aveva fatta abortire a furia di calci e pugni. In realtà si era trattato di un aborto spontaneo e lui, il 44enne marocchino, non era nemmeno il padre. È emerso che non avrebbe mai toccato quella donna. Il matrimonio era vero solo sulla carta perché i due facevano ognuno la sua vita. Ora l'uomo, per cui il PM aveva chiesto 2 anni di carcere per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia, è stato assolto, mentre i guai iniziano per la donna. Ormai succede almeno una volta all'anno, una nuova soglia simbolica nel numero di abitanti di Venezia viene infranta verso il basso. Nuovo record negativo per i residenti nella città storica, scesi venerdì sotto la soglia dei 54.000. In meno di un anno altri 1.000 veneziani hanno fatto le valigie per la terraferma. E il trend non accenna a rallentare, complice l'aumento inarrestabile dei prezzi degli affitti e la continua chiusura di attività dedicate agli abitanti. Scontata l'insurrezione delle associazioni cittadine che si battono per la residenzialità, protagoniste negli ultimi mesi di proteste pittoresche ma velleitarie. Allora, abbiamo l'onestà di dirlo e il coraggio di dirlo. Vogliamo trasformare Venezia definitivamente in un parco turistico, è questo che vogliamo fare? Le manifestazioni sono momenti belli e aggregativi, le fa eco un amareggiato Matteo Secchi, portavoce di Venezia.com, ma a fronte dei risultati ottenuti viene da pensare che siano anche inutili. In giro sento molta depressione, non bisogna però mollare. Lasciamo perdere per un po' gli altri problemi e concentriamoci solo sulla residenza. Si possono fare tante cose per riportare i residenti a Venezia, per portare chi è in terraferma che vuole tornare a Venezia, facendo delle politiche di social housing, riportando i giovani, riportando le giovani coppie, facendo delle agevolazioni fiscali per chi vuole affittare a residenti. Se queste cose non vengono fatte, sostengono dal gruppo 25 aprile, il motivo non è tecnico ma politico. Brugnaro aveva promesso in campagna elettorale di portare a Venezia 30.000 residenti, un più 30.000. Siamo qui invece a contare ancora numeri negativi. A fine mandato di questo passo arriveremo ad aver perso altri 5.000 residenti. Via la multa anti-accattoni a chi chiede l'elemosina con dignità a Padova. Nuovo colpo di spugna alle decisioni della Giunta Bitonci da parte del sindaco Sergio Giordani, che annuncia una modifica al regolamento di polizia locale su cui sarà chiamato ad esprimersi il Consiglio Comunale. Giusta la sanzione se l'elemosinaria è un minore o in caso di accattoni molesti, ma la povertà non può essere una colpa, scrive il sindaco, e i poveri nella mia città non possono essere nemici da combattere. Etichetta come propagandistico e inutilmente cattivo il provvedimento adottato da, aggiungendo che quella adottata dall'ex sindaco era una misura che con la sicurezza nulla c'entrava. Una presa di posizione che di sicuro farà discutere e su cui torneremo ad occuparci nei prossimi giorni. E adesso a Vicenza, perché la provincia iberica è stata quella che ha registrato la maggiore affluenza alle urne domenica scorsa in occasione del referendum per l'autonomia, e così Vicenza in Piazza dei Signori oggi ha festeggiato il primato con un gonfalone da record. È il caso di dire il Veneto in centro, l'enorme gonfalone marciano, il più grande al mondo, 300 metri quadri, distesi come un lenzuolo giallo e rosso in Piazza dei Signori, per riconoscere il risultato raggiunto da Vicenza, città e provincia, in occasione del referendum per l'autonomia. Il cuore della città colmo di gente, e forte il messaggio di speranza per quello che lo stesso governatore del Veneto, Luca Zaia, aveva definito all'indomani del voto il Big Bang delle riforme istituzionali, una chiamata di popolo. Il Veneto, Zaia, andrà a trattare con 2.400.000 voti di veneti che spingono per avere l'autonomia. La differenza è clamorosa e il peso contrattuale sarà altrettanto importante, quindi quello che avverrà nelle prossime settimane vedremo se Roma ha capito il segnale che è arrivato dal Veneto, perché è un segnale inequivocabile. Per Vicenza c'è bisogno anche in questo caso di più autonomia, i comuni in questi anni hanno sofferto tantissimo, ricordo che solo il comune di Vicenza negli ultimi anni ha avuto 20 milioni di euro di tagli da parte dello Stato, quindi la richiesta di autonomia arriva anche dal territorio e arriva anche dalla città. E
importante il ruolo dei parlamentari veneti a Roma. È un momento importante, un momento che potrebbe segnare veramente una svolta storica. Abbiamo una possibilità con questo grande risultato di poter far cambiare veramente le cose in Veneto, e questo è un dato importante, possono anche cambiare in Italia, grazie proprio all'autonomia. Ci fermiamo adesso per pochi minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta dalle 15 alle 20, multe al giorno pagate solo nella tabaccheria di via Armistizio a Padova. Una vera e propria strage tra gli automobilisti, quella che sta compiendo l'autovelox installato dal comune di Albignasego prima dell'uscita 8 della tangenziale. Pagherò dalle 15 alle 20 al giorno. Sì, è abbastanza pesante. Un pellegrinaggio dal tabaccaio per pagare la multa. Tra Albignasego, Padova e dintorni, i cittadini fotografati in eccesso di velocità, il limite 70 all'ora dal terribile autovelox all'altezza dell'uscita 8 della tangenziale, sono un piccolo esercito che per evitare danni peggiori, appena il tagliando si materializza, corrono a pagare. Gli importi vanno, dal minimo vanno sui 45,50 €, che sono quelli per i 5 giorni, entro i 5 giorni, e dopo da lì vanno dai 70 ai 120, 130, poi anche ovviamente tolgono anche i punti sulla patente, quindi per i lavoratori è un bel impegno. Cittadini di tutte le età, lavoratori, studenti, neopatentati, anziani, non risparmia nessuno l'occhio insonne del Velox, che in attesa del gemello sulla corsia opposta forse ambisce a superare il record di 24.000 multe in 6 mesi, fatte nel 2016 in curva Benzic, tutto per la sicurezza dell'automobilista, parola del sindaco di Albignasego. I multati lievitano di giorno in giorno e tra i beccati c'è anche lui, il nostro tabaccaio. Anche lei l'ha presa? Purtroppo sono uno dei tanti che ha preso la multa, sì. Di quanto? È di 45,50 perché l'ho pagata subito. Quindi ha superato il limite di pochissimo? Sì, di 1 chilometro orario, c'è roba che neanche il contachilometri li segna. E quando è arrivata cosa ha pensato? Non posso dirlo. Restiamo nel padovano perché Vittorio Sgarbi torna a scagliarsi contro l'ipermercato che dovrebbe essere realizzato davanti al castello del Cataio, e lo fa con parole durissime nei confronti del sindaco, che annuncia già una nuova querela. Una cosa è sicura: il sindaco di Due Carrare è uno scemo. È uno scemo totale e irriducibile. Questa è l'opinione del critico d'arte che non risparmia nulla al sindaco di Due Carrare sul tema del centro commerciale davanti al castello del Cataio. Il primo cittadino Davide Moro potrà di sicuro replicare a queste parole, noi lo andremo a sentire nei prossimi giorni. Intanto ha già annunciato che dopo la querela presentata questa estate procederà nuovamente contro Sgarbi per le offese. Lo Stato prende una posizione che non può essere in competizione con un piccolo comune dell'Una Carrara di cui tu saresti sindaco. Lo Stato dice una cosa che vale per garantire quello che l'Italia deve essere. Interviene il sottosegretario Giampiero Bocci, il quale boccia l'immondo cesso di progetto. Il critico d'arte torna a scagliarsi contro il centro commerciale, considerato uno scempio ai piedi dei Colli Ugani, e attacca il sindaco di Due Carrare, a suo dire colpevole di non tenere in considerazione le esigenze del territorio, delle associazioni e pure del ministero, che di recente si è espresso rispondendo ad un'interrogazione parlamentare contro il progetto della maxistruttura. Quando fu presentato il progetto nel 2013, dice la sovrintendenza fornendo documenti della propria istruttoria al ministro e al sottosegretario Boccia, che il progetto di insediamento commerciale era stato sonoramente bocciato. Quindi già bocciato, lo ripresento, non sarà ancora bocciato, ma questo sembra non passare come se non fosse capitato, come se il sindaco non lo sapesse, come se venisse da un altro paese, da un altro mondo. Intanto anche la minoranza in consiglio comunale a Due Carrare ha presentato in municipio il parere di un avvocato, secondo cui l'amministrazione non è obbligata in alcun modo a procedere alla costruzione del centro commerciale. A Treviso ora con la premiazione del concorso Vincenzoni per soggetti cinematografici, presidente di giuria Enrico Vanzina, che ha parlato anche della polemica scoppiata nei giorni scorsi dopo le parole di Oliviero Toscani. Toscani è un provocatore, è un uomo intelligente che dice delle cose per smuovere le cose.
Il produttore e sceneggiatore Enrico Vanzina, a Treviso come presidente della giuria della terza edizione del premio Vincenzoni, legge così la polemica scoppiata dopo la frase di Oliviero Toscani che aveva definito moni i veneti andati a votare al referendum. Dopo l'appellativo di ubriaconi, questo nuovo epiteto considerato l'ennesimo stereotipo affibbiato ai veneti. Gli stereotipi esistono, resistono, persistono. Però sta un po' anche ai veneti a tirar fuori dei personaggi interessanti. E a quei veneti che si sono sentiti offesi dalle parole di Toscani, il produttore risponde così. Pensa quante volte ci offendiamo noi che per anni ci avete trattato come Roma ladrona. Stereotipi che spesso caratterizzano i personaggi dei film, come alcuni raccontati con grande intelligenza da Luciano Vincenzoni, al quale è dedicato il premio rivolto a giovani talenti. Il primo concorso che riguarda giovani soggettisti, non sceneggiatori ma giovani soggettisti, nel nome di Luciano Vincenzoni. Credo che sia un momento di crescita di questo concorso. Per me è un onore di essere presidente di questo premio Vincenzoni di soggetti, perché da lì si parte, dall'idea. Vincenzoni aveva tante idee. A Giulio Rizzo è dato il premio Vincenzoni in sezione generale, a Gianni Pigato quello della sezione Storia Veneta intitolato alla memoria di Feliciano Amadio. Torniamo a Padova, protagonisti sul listone in questo ultimo fine settimana. Ad ottobre i prodotti tipici della terra padovana, Sapori d'autunno, alla sua 12ª edizione conquista il salotto buono della città. Finocchi, radicchio rosso, radicchio bianco e poi formaggi direttamente dal caseificio, carni, salumi, salsicce, prodotti della terra padovana, grandi protagonisti sul listone nella 2 giorni dedicata ai sapori d'autunno. Abbiamo deciso di supportare la provincia in questa bellissima iniziativa concedendo uno spazio importantissimo che è il listone e le piazze Cavour e Garibaldi, dove passano tantissime persone, perché vogliamo che i cittadini padovani siano sensibilizzati rispetto alla ricchezza che offre il nostro territorio. Tra via Santa Lucia, via Cavour e via Risorgimento, 40 aziende agricole, un punto informativo della nuova provincia di Padova, uno stand dedicato alle fattorie didattiche e domenica agriturismi e uno spazio per la biofattoria, tutto rigorosamente a chilometri zero. Sono aziende che raccontano le loro storie, raccontano i prodotti che loro stessi coltivano e gli raccontano al consumatore dicendo qual è la provenienza di questi prodotti, come questi prodotti vengono trattati, come questi prodotti vengono raccolti. Alla 12ª edizione Sapori d'autunno, frutto della collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio. Un grande impegno della provincia, un grazie al Comune di Padova e un grazie in modo particolare a tutte le associazioni di categoria e agli imprenditori che sono qui oggi con i nostri prodotti. Lancette dell'orologio indietro di un'ora questa notte quando ci sarà il passaggio all'ora solare che scatterà esattamente alle 3 quando torneranno ad essere le 2 di notte. Dormiremo un'ora in più e da domani in poi il sole tramonterà un'ora prima. E con questo è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon sabato a tutti, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Bel tempo anche in questa ultima domenica di ottobre. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto continua il tempo stabile con sole prevalente ovunque, salvo nubi sparse e diffuse, con qualche addensamento sui rilievi, locali nebbie mattutine tra il Trevigiano e il Veneziano. Vediamo anche le temperature, le massime saranno attese sui 15-20 gradi circa, valori minimi previsti mediamente tra 5 e 10 gradi. Andiamo ora a vedere come sarà il tempo sul Friuli Venezia Giulia. Sempre stabile con sole prevalente su tutti i settori, va evidenziata tuttavia una diffusa e parziale nuvolosità, ma del tutto innocua. Temperature massime attese sui 15-18 gradi, valori minimi tra 6 e 10 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, nubi con addensamenti sulle Alpi di confine, associati anche a qualche debole pioggia o debole nevicata intorno ai 1200 metri, ampio soleggiamento altrove. Temperature massime in aumento sui 23-24 gradi, minime sui 4-9 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati nord-orientali lungo le coste e da ovest al largo.
Dal meteo è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.